Sabato 25 novembre, buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. In apertura la cronaca. Attimi di paura questa mattina lungo la superstrada 336 all'altezza di Gallarate. Un uomo stava per lanciarsi dal cavalcavia. Provvidenziale l'intervento della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco. Vediamo il servizio. I poliziotti sono saliti in cima a un tir per raggiungere il cavalcavia dal quale un uomo di 57 anni minacciava di lanciarsi. È stata un'operazione da ultimo minuto, quella compiuta oggi a mezzogiorno dagli agenti del commissariato di Gallarate. L'uomo si trova appunto sul cavalcavia che sovrasta la 336 di Malpensa, nel territorio di Gallarate, e in quel momento densa di traffico, e aveva l'intenzione l'uomo di farla finita. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Sventata la tragedia, il 57enne è stato poi trasportato in ospedale. Spostiamoci ora a Busto Arsizio. Non è ancora stata ritrovata la ventenne Kimberly Bonvissuto, scomparsa da casa lunedì sera. Accorato l'appello del padre. Sentiamo Veronica De Rio. In un modo o in un altro, trattienila, cercagli una scusa, di nascosto mi chiami, io vengo, me la vengo a prendere e tutto si risolve. Sono in mano qua, sono qua in mano a Dio con la speranza che tutto torna tranquillo e torna lei a casa. Bene? E mi portano e mi raddrizzano, come si dice, in una strada buona per andare a prendere mia figlia, riabbracciarla e portarmela a casa. Quando tutto finisce, e speriamo che non succeda a nessuno più, perché quello che sto vivendo io, credimi, fino all'altro ieri non lo immaginavo, mi potevo medesimare, ma non capivo il dolore. Adesso sto capendo che significa il dolore che stanno provando tutt'oggi quella famiglia, che fino a un paio di giorni fa gli è successo questo, e non voglio che succeda. Parlo di sì. In questo momento io lo so quello che c'ho dentro. Violente raffiche di vento hanno colpito questa notte e di prima mattina Varesotto e Verbano Cusio Ossola. Molti i danni sul territorio. Il punto di Marco De Ambrosis. Da Varese a Busto, passando per Gallarate e Saronno e ancora in Ossola, il forte vento ha provocato non pochi problemi nella notte tra venerdì e sabato, con raffiche che hanno toccato i 60 km/h, con picchi che al Campo dei Fiori hanno addirittura superato i 90. Da ieri sera il Favogno ha causato danni in provincia di Varese, con alberi sradicati, rami spezzati, tegole di tetti finite all'aria e cartelli stradali piegati. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi. Un albero è stato piegato in due dal vento sulla strada che porta al cimitero di Crenna, in via Don Piloni a Gallarate. Il vento non ha risparmiato neppure Largo Flaiano, dove sono state abbattute le reti che delimitano l'area in cui sono in corso i lavori. Le parti metalliche sono finite sulla strada, riducendo la larghezza della carreggiata e di fatto provocando qualche problema agli automobilisti di passaggio. E non è stato risparmiato neppure il VCO, con diversi rami che sono caduti sulla superstrada dell'Ossola. In Valle Anzasca un paese è rimasto momentaneamente isolato a causa della caduta di 4 piante sulla strada. È successo in territorio comunale di Calasca Castiglione. Gli alberi sono caduti sull'asse stradale tra la località Valbianca e Calasca Dentro. Vista l'ora tarda, nessun mezzo stava fortunatamente transitando in quell'istante. È stato tuttavia complicato il lavoro effettuato dai vigili del fuoco e del distaccamento di Macugnaga. L'operazione è durata circa un'ora, poi la strada è tornata nuovamente transitabile. Oggi, come noto, è la giornata mondiale per la fine della violenza contro le donne. A Varese, nel quartiere San Carlo, è stata inaugurata una panchina per non dimenticare Valentina Di Mauro. Varesina, uccisa a 33 anni dal suo compagno il 25 luglio 2022 a Cadorago nel Comasco. Ascoltiamo Alessandra Di Mauro, sorella di Valentina. Immagini dell'agenzia Blitz. Cercate aiuto, non abbiate paura, denunciate, fatevi aiutare, non fatevi manipolare, assolutamente. Purtroppo nel nostro caso non c'è stato alcun segno. Purtroppo è successa questa tragedia, però noi continueremo a portare il sorriso della nostra amata Valentina. Certamente, grazie. Abbiamo una cosa delicata, allora diciamo per Valentina, per tutte le donne che non ci sono più e perché mai più accada.
Molte le iniziative e le manifestazioni che ci sono state oggi per sensibilizzare l'opinione pubblica contro la violenza sulle donne. A Varese c'è stato anche il flash mob del collettivo FemVa. Ce lo spiega Pasquale Martinoli, immagini dell'agenzia Blitz. Varese si è svegliata questa mattina con il centro storico tappezzato di manifesti contro la violenza sulle donne. 2 in particolare gli slogan "La mia tristezza è sepolta insieme alle sorelle uccise, non mi resta che rabbia" e l'altro "Se tocca a me, voglio essere l'ultima". L'iniziativa è di FemVa, che nel pomeriggio insieme a EOS, Centro Ascolto Donna, ha poi organizzato un presidio in piazza Carducci con letture di brani, interventi, distribuzione di materiale grafico e canzoni. Il concetto principale è che in Italia viene uccisa una donna ogni 72 ore e che il femminicidio è la punta di una piramide alla base della quale vi sono le molestie verbali, il catcalling, il sessismo e la manipolazione. A Malpensa ci sono state 24 ore di sciopero, iniziate ieri alle 8. Molti voli cancellati, soprattutto a rimanere bloccata è stata Cargo City. Il servizio di Lorenzo Valentino. Malpensa si ferma e a forzare lo stop sono i lavoratori che venerdì hanno incrociato le braccia per aderire in massa allo sciopero indetto da Flytrasporti con l'adesione delle sigle sindacali CUB, USB e ADL, che ha provocato la soppressione di numerosi voli e il blocco totale delle strade di accesso alla Cargo City dalle 8 di mattina sino a mezzanotte, generando una lunghissima fila di automezzi sulle strade di accesso all'aeroporto. Alla base dello sciopero c'è la protesta degli operatori del settore aeroportuale contro il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli handler, giudicato imbarazzante da sindacati e lavoratori, i quali hanno aderito in massa alla movimentazione di venerdì. La fortissima adesione a questo sciopero è una testimonianza di come questo contratto sia stato bocciato in toto, ha tuonato il segretario generale di Flytrasporti Andrea Orlando, che poi ha chiesto la riapertura delle trattative nelle aziende del trasporto aereo italiano a beneficio di tutti i lavoratori del settore. Cambiamo pagina. Varese si prepara al Natale. Ieri l'accensione dell'albero, oggi l'avvio dell'allestimento dei giardini estensi che diventeranno il villaggio di Natale. Michela De Marchi, immagini dell'agenzia Blitz. 3, 2, 1, 0! Sarà una meraviglia ovunque andrete, ha detto ieri la vice sindaco Ivana Perusin all'accensione dell'albero di Natale in piazza Montegrappa, evento associato al debutto del mercatino con le casette di legno. Il clima delle feste già si sente nella città giardino e le novità non sono finite. Ai giardini infatti è in corso l'allestimento dei giochi di luce che promettono spettacolo ed emozioni, prendendo il via venerdì 8 dicembre. Anche la Schieranna verrà coinvolta nel Natale diffuso. Un ricco programma quindi per tutti i gusti e ora l'attesa è rivolta ai giochi di luce. In chiusura lo sport, calcio, Serie D. Varese e Legnano sono chiamate alla vittoria. Guido Ferraro ci presenta la 15ª giornata. Una domenica di grande importanza per le squadre del Varesotto e dell'Alto Milanese in Serie D, con la capolista arconatese in casa con la Tritum per un testacoda che può consentire agli oroblu di Giovanni Livieri di mantenere saldamente la vetta della classifica e provare ad arrugare sulle inseguitrici, approfittando dello scontro diretto di 2 squadre alle spalle della capolista, che sono la Varesina attesa Caldiero Terme, in un match di cruciale importanza per la squadra di Marco Spili, che si presenta a questo delicato confronto largamente rimaneggiata, soprattutto in difesa per l'assenza della coppia centrale Robbiati e Cosentino. Quest'ultimo dovrà essere operato al menisco. Vittoria d'obbligo per Legnano e Varese, entrambe in casa, entrambe in 2 confronti dove le formazioni di Gianluca Zattarin e Corrado Cotta non possono permettersi di sbagliare. All'Ossola arriva Umbertone in piena crisi, 3 punti nelle ultime 6 partite, con l'allenatore Daidola finito sulla graticola. Al Mari ci sono gli orobici del Real Calepina, con i Lilla costretti a tornare al successo per guardarsi alle spalle e provare a migliorare una classifica che al momento non consente di dormire sonni troppo tranquilli. Infine la Castellanzese, che potrebbe aver risolto il problema del gol con il ritorno di Mario Chessa, che ha rescisso il contratto con la Conatese. Per il nero-verdi di Manuel Scalise, trasferta a Ponte San Pietro sul campo dell'ultimo in classifica. Inutile dire che è una partita da vincere a tutti i costi.
Un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.